Noi chiederemo, come è già stato fatto per l'anno scorso, ristori anche per quest'anno. Il turismo ha sofferto più di altri settori questi 2 anni di pandemia. Se l'estate 2021 ha segnato una sostanziale ripresa delle località di mare e di lago e l'inverno appena iniziato vede una partenza positiva, seppur a rilento della montagna invernale, dall'altra ci sono realtà in forte difficoltà. Vedo più in sofferenza invece le città d'arte che purtroppo da questo punto di vista, non avendo stagionalità, sono andate in difficoltà soprattutto perché vivono di un turismo internazionale extraeuropeo, e il settore del termale. Questi sicuramente sono due settori che stanno pagando di più. Attività e servizi che rischiano di pagare un conto salato se la pandemia terrà ancora a lungo lontani i turisti stranieri dal nostro paese. Stiamo agendo a livello centrale per chiedere al ministro competente e in generale al Consiglio dei Ministri un intervento sul mondo del turismo che sicuramente negli ultimi 2 anni è stato penalizzato.